manifestazione di St. Patrick Day, detta anche Fiera d'Irlanda. Qua siamo a Prato Fiera Treviso e in questa manifestazione la birra ovviamente fa da protagonista. Nello specifico la Guinness, che quest'anno abbiamo voluto mettere al primo posto, cosa che non avevamo fatto gli anni precedenti. Non solo la birra irlandese, ma anche tutta la parte food, quindi sia la paninoteca che il ristorante. Ci piaceva l'idea di portare questa festa folcloristica qua a Treviso e quindi mantenere la tradizione europea che comunque si sta spargendo appunto in giro per l'Europa e quindi portarla anche qua da noi. In questi 4 giorni di manifestazione abbiamo avuto diversi artisti che hanno suonato, con il venerdì la cover band degli U2 ad esempio. Sabato abbiamo avuto gli artisti di strada che hanno suonato con le cornamuse e il tamburo e abbiamo avuto anche le partite di rugby con una grandissima affluenza, devo dire. Domenica abbiamo avuto il mago con tantissimi bambini al seguito e questa sera abbiamo super ospite Marco Baxo da Radio Peter Pan.